Va bene amici, benvenuti. Questo è il 79esimo episodio della nostra saga italiana e continuiamo pure la nostra guerra contro gli spagnoli che è andata davvero bene, è stata fin troppo semplice. Ormai siamo incontrastabili a quanto pare, stiamo anche debellando queste ribellioni degli indiani America appena soggiogati. Mm, sì, va bene, dai. E possiamo riprendere. Ci sono queste offerte di pace che noi non consideriamo, anche se i Comanche, qui, questi? No, non c'è fretta di prenderli. Allora, abbiamo preso Madrid, una città abbastanza importante. Io spero sempre che gli spagnoli si spostino, i francesi, scusate, si spostino, ma non c'è niente a fare. Lanza, questo re dell'Ansa non muore. Ha 61 anni, maledizione. Vuole avere un erede a 61 anni? Non vuole proprio morire. Non c'è da fare nulla qua. È una... È un affronto. Ma voi perché? Voi state a guardare naturalmente. Ok, comunque abbiamo fatto fuori qualche nemico. Ecco qui abbiamo occupato... No, aspettate però. Ah, l'ha occupato la Francia. Perché Colonia non è... No, è vassallo nostro. Non era assediato a Colonia? A quanto pare no. Manhattan! Questo era da molto tempo che aspettavamo di occupare questa provincia e finalmente è arrivata l'ora. Braganza e ormai possiamo anche ritirarci in Andalusia perché... Vabbè, qui abbiamo un buon potenziale di cannoni in realtà. Andiamo a fare... a bombardare Lisbona. Allora, anzi andiamo... Non possiamo fare paci separate. Possiamo farla con l'Utrecht la pace separata. Ah, stavano davvero migliorando le relazioni con la Danimarca, ma io penso che possiamo anche smettere, perché non è molto utile. Pace bianca. Hanno dichiarato guerra e non hanno fatto nemmeno una battaglia. Sono davvero russi, insomma. Se facessimo guerra all'Inghilterra, io penso che dovremmo anche iniziare a prendere una provincia, come dire, eh, dell'isola principale, perché in questo modo nella guerra successiva potremmo sostanzialmente espanderci fino quasi a vassalizzarli. Quindi avrebbe anche senso creare un nuovo clima, dato che l'Inghilterra non ha tutta questa priorità nelle nostre intenzioni di espansione, potremmo anche evitare volendo. Allora, vediamo un po'. Andiamo qua in Albania, tipo, a racimolare le navi, vabbè che forse non ce n'è bisogno. Ok, abbiamo fatto fuori questi, infatti non ce n'è bisogno. Andiamo direttamente qua. Un giro un po' lungo, purtroppo non possiamo fare in questa versione del gioco il canale sullo stretto, te lo sto dicendo. E qui canale di Suez. Allora, Lisbona non è servito. Ah no, sono arrivati già i cannoni, ecco perché è così migliorato. Non è servito, insomma, stava proprio servendo. Allora, andiamo a occupare proprio tutti i porti rimanenti agli spagnoli. Vediamo se riusciamo a far pace separata con l'Utrecht. Unami.
a sto punto direi che possiamo andare tutti quanti insieme a far fuori questi patrioti del Huron. Ecco, abbiamo anche occupato questi. Non resta molto a questi nostri nemici da assediare, no? Di nulla gli resta. Questa tra poco dovremo far pace, ma la teniamo il più possibile perché la crociata ci fornisce manodopera extra che a noi fa molto piacere avere. Tanto non abbiamo chissà quale esaurimento di guerra. Attenzione, benissimo, produciamo avorio nella baia di qui, praticamente, immagino, no, sto inventando, questa, esatto, della Goa. E abbiamo anche un altro cardinale. Abbiamo 5 cardinali nella curia, ormai non rimane nessuno oltre a noi. Siamo gli unici che sono rimasti nella curia. Potremmo anche prendercelo l'ultimo, però forse sarebbe un po' esagerato. Allora, quest'ultimo... Cosa sta facendo questo? Sta migliorando le relazioni. Ciao inglesi, no? Vi abbiamo distrutto, però adesso vogliamo riparare le relazioni con voi, naturalmente. Allora, cosa possiamo fargli fare sto carissimo? Ci vogliono bene, sì. Ah, possiamo di nuovo scomunicarli. Sai, è una di quelle cose che a sto punto della partita sembra quasi auspicabile. Allora. Però non ora, cioè non ha molto senso. Quanti anni ha, scusate? 38. 39. Ma potremmo anche pensare di... Una volta finita sta guerra... Sono sempre stati comodi alleati, a dire il vero. Però chi possiamo... Sono gli unici che si... Cioè, noi comunicheremmo tutti, più che altro, tranne loro. Ma loro sono gli unici che si possono scomunicare. Cioè, è naturale sta cosa. Riguarda la nostra fortuna ormai celeberrima in tutto il mondo. No, davvero, non possiamo... Vabbè che questi... l'Ungheria è diventata protestante. L'Austria non la possiamo scomunicare. La Svizzera, quantomeno. Bavaria, no. Non possiamo scomunicare nessuno. Il Brandeburgo. Sì, ma il Brandeburgo è un po' lontano dalla nostra sfera d'azione attuale. Già. Che religione hanno questi? Sono cattolici, eh? Pensa a te. Nella nostra sfera, perché naturalmente questa zona, ma tutta la Francia sarebbe molto utile. E scomunicando, cioè ci si può espandere molto più rapidamente. Però non è il momento di dichiarare guerra alla Francia, quindi non la scomunico certo adesso. Cosa facciamo fare comunque al diplomatico? Questa è una buona domanda. Boemia. Ma possiamo migliorare un po' di relazioni con la Boemia, forse. Certamente c'è qualcosa di più interessante che potremmo fare, che però mi sfugge naturalmente. Come sta andando la guerra qui? I Mamelucchi stanno leggermente perdendo. Già. Va bene. Se deve andare così, così sia. Leon, abbiamo preso Leon. Allora, a questo punto mettiamoci tutti qua insieme. Cavoli, si sono presi 5 province, hanno però fatto un po' di espansione aggressiva. Non esiste più la Danimarca, quindi non ha avuto senso migliorare le relazioni, direi. La Svezia speravo che potesse diventare più potente in realtà, però probabilmente sarà la nostra alleata al futuro, eh.
Wow, abbiamo migliorato molto, mi pare, gli introiti dal commercio. Grazie a Siviglia, immagino, più che altro. E... Vediamo quante... Naturalmente abbiamo occupato tutte ormai le... Lanza, Colonia, Francia, tre nostri vassalli, bla bla bla. Insomma, non abbiamo più relazioni diplomatiche disponibili. Allora, dove sono i nostri leader? Che uno è qui, che non è molto utile a dire il vero qua. Forse avrebbe più senso. No, vabbè, lasciamo pure. Magari mandiamo qua, ma il leader lo userei per facilitare qualche assedio in questa zona. Magari quello di Granada, che è la città che ci interessa più al momento. Abbiamo finito una colonia, il che significa molte cose. Potremmo andare qui a Sunda, non dovrebbe essere troppo rischioso, però forse è più invece assennato fare una colonia qua per impedire alla Francia di raggiungere il Pacifico. Allora, quante colonie abbiamo? Quindi al momento ne abbiamo 4. E qui ormai abbiamo finito anche qui. Ok. Qui ci servirebbe un esploratore perché dovremmo arrivare qua. Vabbè. Un conquistador che abbiamo, Bisogna solo individuarlo, che non so dov'è. Allora. Ok, qui abbiamo preso Leon. La Svezia è alleata all'Ansa, bene, siamo amici dei... Abbiamo gli stessi amici, diciamo. Allora, andatemi pure qua. Allora. Wow. Abbiamo per 5 anni o un mercante di più oppure più tariffe. Le tariffe ci danno... Questo 30% cosa significa però? Vuol dire che sono al 130 o al 30? Perché non si sa se è il bonus. Qui dice efficienza. Vabbè, allora, l'espansione al commercio marittimo ha prodotto un desiderio crescente tra i nostri mercanti iniziare nuove avventure, insomma, di navigazione e commercio in alto mare, cioè nei mari lontani. Possiamo avere un mercante extra oppure benefici monetari, appunto. Ci si sta calando l'inflazione in maniera magnifica grazie al nostro magnifico Lodovico Maria Borromeo, se non sbaglio. Forse. Non si sa il nome. Allora. Qui per calcolare quanto sarebbe il beneficio dovremmo capire parecchie cose. Però penso che sia molto meglio il mercante in ogni caso, perché anche se questo fosse... Cioè, se aumentasse di un sesto, quindi di 5-6 ducati al mese, un mercante ci può dare, penso, di più di 5-6 ducati al mese. Allora, vediamo un po'. Vabbè che non abbiamo bisogno di soldi, potremmo anche solo scegliere quest'altro invece per capire cosa vuol dire quel 30%. Sarebbe una bella domanda. Allora, dove potremmo mandarlo per un mercante? Qui abbiamo un sacco di potere commerciale. Che succede a questi soldi? Se ne vanno nelle direzioni sbagliate, sostanzialmente. Abbiamo un mercante qua? No, nemmeno qua. Chissà come mai abbia... Allora, questo se ne va, anche questo nella direzione sbagliata. È Costantinopoli se ne va.
Dovremmo impadronirci questo nodo, ma è una cosa che aspetta un po' di tempo per realizzarsi. Genovesi, non so, forse dovremmo prima prenderci Genova e poi Costantinopoli. Beh, in realtà non cambia molto. No, io punterei a Costantinopoli, ma... Scopriamo... Cosa significa questo? Ma vediamo. Se aumentasse da 30 a 35, quindi... Cioè aumentasse quindi di un sesto sostanzialmente, sarebbe un ottimo introito in più. Un sesto di 37 è 6, quindi dovrebbe arrivare a 43. Vediamo se è vero, oppure se è un imbroglio sta cartina. Anche perché qui non credo che sia 71%, ma c'è un bonus del 71%. Boh, vediamo di scoprirlo, dai. Alla fine non ci cambierà la vita, al massimo ci partiamo, mettiamo un mercante ci può dare 6 o 7 ducati al mese, quindi ci perdiamo qualche centinaio, 200-300 ducati. Insomma, vabbè, vediamo un po', magari questo è buono. Allora, vediamo da 37 cosa succede. 38, ok. Maledizione. No, quindi questo è un bonus del 35%, non è il totale dell'efficienza, cioè è una specie imbroglio. Quindi è aumentato del 5%. Anzi, di meno del 5% perché era già al 130, quindi 5% sì. È aumentato di un ducato e mezzo probabilmente. Vabbè, abbiamo perso qualche centinaio di ducati, ma che bello. Che bello poterselo permettere se non altro. Il Panathinato ha concesso la sconfitta. Ecco cosa dovevamo fare. Dovevamo far pace con l'Utrecht, se ricordo bene. Tu 50. Sì. Allora, Boemia, Valencia. Beh, qui stanno cadendo come funghi queste città. Cadendo come funghi. Vabbè, le città cadono come funghi adesso. Russiglione è caduto. Il Papa... bravo, Papal State. Il Papa ha dovuto pagare caro l'aver rinunciato all'alleanza con me. Cioè, che cosa rinunci alle alleanze con me? Lo sai già che non ti conviene, ma... non c'è niente a fare. Va bene. Vabbè, sono tutte utili in realtà. Magari questo è ancora un po' presto per farlo. Richiamiamo ah no, aspettiamo la fine del mese, perché siamo alla fine del mese, non è il caso di... Ok. Abbiamo un'altra colonia finita. Ok. Che produce oro per di più, quindi siamo più che mai contenti. Abbiamo il Labrador. E abbiamo un colono libero. Infatti adesso andiamo a pescare. Barzagli, dove sei? No, qui non è Barzagli, questo è Gastone. Barzagli. Ti abbiamo perso di nuovo. Ah, sei qui, eccoti. Pop, pop, pop. Allora, vediamo Barzagli che cosa gli possiamo far fare. Lo mandiamo qua. Va bene. E a questo punto potremmo anche prenderci la colonia portoghese. Probabilmente. Oppure mandare un altro colono da queste parti, però non abbiamo le navi in posizione. Oh! Chi ho visto?
Guarda qui chi c'è. Navi, siete arrivate? Queste navi non arriveranno mai. Eccole. Non arriveranno davvero mai, a quanto pare. Allora, ci vorrebbe anche un centro di... Già, un centro di reclutamento africano, Magari... Ah, qui c'è già. Ottimo. Allora lo potenziamo. E vedete quanto sono pericolosi i portoghesi? Per fortuna li abbiamo scoperti in tempo. Hanno 2 colonie, non credo che ne abbiano una terza. Anche perché adesso gliele faremo passare la voglia di avere colonie. Ah. Probabilmente questo renderà un po' più lunga la guerra perché dovremmo andare fino là. Allora, quante colonie abbiamo adesso comunque? Ne abbiamo solo 3 e ne abbiamo spedito, insomma, abbiamo spedito la quarta. Potremmo decidere, per quanto riguarda questa, se bruciarla o insomma cosa farne. Sto pensando quanto sia problematica la presenza del Portogallo qui, cioè ci dà davvero fastidio? O in realtà ci aiuta a colonizzare? Magari, no, però costa punti diplomatici poi sottrarre le varie province, cioè, credo che tutto sommato sia meglio prendergli la provincia, anche perché tutto sommato ora non è che ci sia molta terra non colonizzata e di sicuro riusciamo a colonizzare tutto, immagino. Entro la fine del gioco, forse. Cioè, magari, ma penso di sì. Quindi, meglio scacciare il Portogallo, che non è di grande aiuto. Però a sto punto, vabbè, io direi di... Qui hanno già il loro... Sto pensando a come usare il nostro, però non vedo utilizzi utili. Direi proprio no. Lo lasciamo un attimo parcheggiato. Allora, purtroppo ci vorrebbe una velocità aumentata cioè, per la nostra flotta, perché è un po' lunga qua la situazione per arrivare fino là. Come fa il Portogallo a colonizzare così lontano? Lo sa solo lui. Io sono certamente ignaro di tutto ciò. Allora, è arrivato... Ecco. Purtroppo non abbiamo ancora scoperto questi. Qui arriviamo comunque tra un anno, quindi possiamo fare avanti e indietro senza problemi. Allora, io pensai di far pace con l'Utrecht. Vediamo un po'. Cosa sei disposto a perdere? Niente. Oh mamma, non è neanche un soldo, ma che... Ma libera il Cesare, no? No, questo lo dovremmo fare quando... No, liberalo, tanto che cavoli ho da perdere io. 22 punti, 0 punti. Questo è bello che non sappiamo quanto costa perché da una parte dice una cosa, dall'altra un'altra. Ah, non accetteresti nemmeno. Vabbè, aspettiamo allora che cadi proprio. E intanto miglioriamo un po' le relazioni con lo Stato e la Chiesa. Allora, vediamo il punteggio della Francia. 6% non può chiedere niente da sola. Ha bisogno di noi. La Danimarca è entrata in coalizione contro Svezia. Ui. Ah, finalmente commerciamo di nuovo in vino. Non abbiamo più, purtroppo,
l'aiuto ai nativi qua, vabbè. È riuscito a fuggire il portoghese. Vabbè. Ah, c'è anche Maiorca. Sì, non è di grande interesse al momento. Mi dispiace non poter sfruttare. Le nostre colonie quali sono? Magari ce n'è un'altra che sta per finire. No, due. Poi la quarta è là e la terza dov'è invece? Ah, è qua. Sì. No, sono tutte all'inizio, quindi... Qui spedirla ci impiega un anno. Non so quanto ci possa invece impiegare. Vabbè, spediamolo qua, casomai. Ah, qui nessuno dei due là. Già. Beh, proviamo a spedirlo. Al massimo. Allora, Baden ha accettato l'unità religiosa con la Boemia. Maledizione. Ah, intanto questi ribelli nazionalisti vogliono prendersi anche l'Epiro, pensa te. Vabbè, intanto non ci preoccupa la cosa. Qui Genova, poveretta, non è che possa far molto, io direi di prenderci pure questo. No, in realtà non è che possiamo farlo, senza troppi danni. Quanto è giovane o vecchio questo? Beh, è uno dei tanti sostanzialmente. Strano che non ci sia ancora arrivato il bollino che... Aie. Ah, i contadini. Vabbè, andiamo a farli fuori. Volare. Svezia di entrata. No, la Boemia anche. Naturalmente la Svezia adesso se la vede un po' brutta. Però... perché si è espansa un po' rapidamente. Abbiamo conquistato la capitale spagnola, ormai agli spagnoli non rimane nulla. Allora io direi di tornare anche da queste parti. Purtroppo non possiamo... Pecco occidentalizzati, Sì, purtroppo non si può passare alla Liguria. Ecco un'altra conversione con successo. Ormai abbiamo convertito quasi tutti. Allora, vediamo se riusciamo a conquistare Granada e Gibilterra. Sì, allora, uno preso. Granada no. Allora, abbiamo liberato anche il Kentucky. Ottima. Allora, adesso ci rimangono comunque questi. Ok. Dovremmo far pace il prima possibile noi, in teoria. Allora, vediamo a che punto è la nostra flotta. Un po' lenta. Accidentaccio. Magari potremmo appunto reclutare un esploratore. Anche perché se non sbaglio la tecnologia, stranamente, però la tecnologia diplomatica è quella in cui siamo più avanti e non abbiamo neanche idee da riempire, quindi Boemia e Ungheria sono alleati. Male, molto male. Vabbè, qui ormai abbiamo stravinto sta guerra, quindi non ha neanche senso continuarla. In 2 anni siamo al 95%. L'unico senso che può avere è distruggere completamente, proprio spappolare il nemico, ma non è che fosse una cosa di grande interesse per me. Mursia. Allora,
Ok, le Asturie. Abbiamo preso tutto, ragazzi. Non rimane più niente. Wow, abbiamo preso tutte e due queste province. Ormai... Allora, abbiamo... Ok, anche qua la Spagna ha perso improvvisamente tutto. Coimbra, il Portogallo è caduto interamente nelle nostre mani. Abbiamo preso pure due navi pesanti. Sì, che si sono unite, diciamo, alla flotta sbagliata, perché... Due caracche, tra l'altro. Cosa ci facciamo di due caracche? Le affondiamo? Già. Non credo possano servirci a qualcosa due caracche. Spagnoli, ma perché avete ancora le caracche voi? Siete rimasti molto indietro? E... No, io direi che le navi... No. Vabbè che non è che costino molto. Cavoli, che bilancio abbiamo adesso? Mio Dio. Interessante. Non è che è aumentata alla fine la tariffa, no. E io mi metto a fare anche qualche altra nave a sto punto. Fregate, naturalmente. Facciamo tutte le fregate che si possano fare. Allora, vai. Io ci sto provando a spendere un po' di questi soldi, ma è un po' difficile spenderli tutti. Direi che possono bastare per il momento. Hanno un esercito interessante, eh? Chissà cosa potrà fare lì sull'isola. L'esercito dell'isola. Mm. Ecco, abbiamo anche di nuovo da affrontare la flotta portoghese che non so se andrà a riparare nell'ultimo... se riesce a scappare. Andrà... è riuscita a scappare. Io sono curiosissimo di vedere dove andrà. Immagino, dato che non ha più porti in America e neanche in Sudafrica, l'ultimo porto rimasto nelle mani dei portoghesi è proprio quest'isola. Ma pensate. Pensate un po'. Allora. Io direi che andiamo, ci facciamo tappa qua e reclutiamo un esploratore che magari renderà anche un po' più rapida la nostra marcia, perché qui siamo un po'... Allora, Aragona, finito l'assedio. Ma forse è meglio andare in Provento. Allora. Qui procedono abbastanza rapidamente. Quindi probabilmente dovremo richiamare uno dei... Insomma, ancora prima che arrivi. Ok, qui abbiamo scoperto la provincia. Buono. Abbiamo fabbricato la pretesa sugli ottomani. Che... Ah, c'erano nazionalisti bizantini pure a Rodi. Intanto, come vedete, la Siria ha preso Damasco, a quanto pare. Ma i Mamelucchi non credo che facciano una bella fine in questa guerra. Beh, potremmo in realtà anche assegnare... Non ha molto senso però, perché tanto non abbiamo fretta. L'unica cosa è che stiamo... Ah, ecco. Vediamo un po'. Neanche qui direi che ci serve. Allora, vediamo di reclutare questo esploratore. Costa 50 punti diplomatici. Purtroppo ci costerà punti militari così utili. Però non ha capacità di manovra. Ferdinando Chici, vabbè. Quindi è stato inutile. Mandiamo anche qualche nuova... Vabbè, iniziamo a mandarlo qua magari.
Gibilterra, abbiamo preso Gibilterra. La Galizia. Cadono tutte le piazze. Ecco l'ultima fortezza spagnola in America. Qui cosa abbiamo fatto? No, stiamo perdendo solo uomini. La Russia ha dichiarato guerra, un'altra guerra un po' strana, mi sembra, ad Aceh. Sono impazziti i russi completamente. Mi dispiace dover far fuori i bizantini, però se la stanno un po' cercando. Perché mi vanno ad assediare? Non si fa. Vabbè, le caracche ce le teniamo così, tanto per hobby. Allora, e quest'altra invece le mandiamo pure qua, anzi in Provenza. Abbiamo un diplomatico libero. Che facciamo fare al diplomatico libero? Allora, gli facciamo prendere anche un'altra pretesa. Sumantese. Non possiamo più. Come non possiamo più? Ah, abbiamo già la pretesa. Ah, su Izmir, ecco. Allora, l'abbiamo appena fatta. Izmir. Vabbè, io direi che ci conviene forse chiudere l'episodio qui. Speravo di riuscire a finire la guerra, ma evidentemente finché c'è questa colonia portoghese non ci conviene. A meno che mantenerla, insomma, e prendercela nella prossima guerra. Però, insomma, saremo un po' costretti a fare un'altra guerra. Non so quanto possa aver senso. Beh, proviamo comunque. Facciamo un ultimo... Ancora. Sono davvero... malefici. Allora, vediamo un po' cosa ci dicono. Se accettano, perché noi abbiamo già conquistato tutto quello che volevamo conquistare sostanzialmente. L'unica cosa che rimarrebbe è questa, che possiamo andare a prendere subito. In realtà l'Utrecht è stupido. Però finché non finiamo la crociata non ha neanche senso finire la guerra con la Spagna, in realtà, se non per impedire ai francesi che non possono comunque... Ah, invece sono arrivati al 13%, non si sa come. Adesso potrebbero fare una pace separata, volendo. Würzburg ha dovuto pagare. Quindi la Bavaria sta vincendo. Allora, vediamo un po' che pace possiamo fare. Qui abbiamo preso Utrecht, che possiamo anche scomunicare. Ecco un altro che possiamo scomunicare, naturalmente. Allora, accetterebbero un po' di tutto, ma di liberare Gelre. Finirei per far aumentare il potere, l'autorità imperiale della Boemia, non so bene perché dovrei farlo. In realtà il successore alla Boemia in teoria sono io, che adesso ci vuole bene la Boemia, però a 25 anni questo qui non morirà mai a quanto pare. Vabbè, liberiamo questa provincia, non si sa se ci costerà punti diplomatici, perché è indicato diversamente insomma, ogni volta diversamente. Hai dei trattati con Magonza. Ah. Va bene. Mandiamogli sta richiesta, vediamo che cosa succede. Ok. È aumentata la
L'autorità imperiale? No, in realtà no. Però è la cosa che ci può essere utile cioè il motivo per cui sostanzialmente abbiamo fatto questa cosa è che vogliamo che si preservi l'integrità imperiale e ci vogliono, mi pare, almeno 25 principi perché si preservi, quindi dato che noi faremo fuori la Liguria e Savoia, ne rimangono proprio 25, che è il minimo indispensabile. Poi se diventassimo imperatori cercheremmo naturalmente di liberare tutti gli altri principi. Ehm, Va bene. Qui abbiamo anche voi che dovreste tornare indietro. Questi. Sì. Io direi di selezionare anche questi e mandarli a casa. E vedere se vinciamo questo assedio, ma sì dai, e poi chiudere per ora l'episodio. Vediamo. Oh mio Dio, abbiamo finito altri 2 assedi. Ma non si sa se quello di cui stavo parlando finirà. Infatti questi qui stavano un po' esagerando col loro esercito. Siamo miliardi adesso. Costa d'Argento. Non è molto pericolosa questa nave. Un diplomatico è tornato a casa. Qui non abbiamo finito. Vabbè, qui abbiamo navi un po' sparse. Vediamo cosa possiamo fargli fare. Io sto finendo la fantasia con questi diplomatici. Allora, possiamo continuare a migliorare. Ah no, l'abbiamo già migliorate al massimo qua. Vediamo che pace possiamo fare, dai. Allora, naturalmente vogliamo queste 3 province. Inoltre vogliamo tutti i pochi soldi che avete ormai. E questo non ci costa... Davvero non ci costa potere diplomatico? No. Proprio no. Allora, qual è che... Xosa anche non costa naturalmente. Questi costano di meno perché le stiamo prendendo a un rivale. Ah! Perché la Spagna non è rivale. Beh, basterebbe metterla come rivale, insomma. Ecco qua, abbiamo anche la fortuna di prenderlo direttamente per il nostro... paga insomma il nostro stato coloniale. Dovevamo magari pensarci anche prima. Questo non paga il nostro stato coloniale. No. Ah no, perché non ha pretese il nostro stato coloniale. Questo invece c'era un pretese, ma non sarebbe probabilmente mai arrivato. Allora, vabbè, vediamo un po' quanto ci costerebbe prenderci un po' tutto. Vediamo. Ma qui c'è un errore che non si capisce. Alla fine non ho guardato quanto ci è costata l'altra. Beh, potremmo prenderci tutta sta roba. Sarebbe ancora poco sostanzialmente. Allora. Ah, questi sono tuoi vassalli, scusa. Protettorato. Ah, certo che te li facciamo togliere i protettorati e poi li attacchiamo. Micmac e Abenaki. Vabbè che non è molto utile tutto quello. Ah, ci costa così tanto, mio Dio. Che non si capisce se ci costa. Devo guardare se ci è costato prima liberare lo Stato perché non ci ho fatto neanche caso. Poi ci sono i trattati. Potremmo dirgli no, vabbè. Non credo sia utile liberare queste nazioni. Vabbè, comunque... Tutto sommato penso che possiamo far così. E questa è un'indicazione sbagliata, però... Chi ci odierà? La Spagna e il Portogallo e basta, sostanzialmente. Un po' l'Austria. Però l'Austria ci vuole bene ormai. Non ci importa, insomma. Già.
Ci mancava insomma di poter peggiorare le relazioni un po'. Vabbè dai, comunque vi saluto per ora e ci vediamo per il prossimo episodio dove possibilmente bruceremo sta colonia portoghese e faremo la pace. Oppure la faremo senza bruciarla, ci devo pensare un attimo. Però ormai siamo a un buon punto del nostro viaggio. Possiamo anche fare una scorciatoia, ma sì, la bruceremo insomma. Va bene, allora alla prossima.